a Villanova Franca per l'ultima prova del Trofeo Sardegna di kart. Siamo in compagnia di Gabriele Fois, il vincitore della classe 60. Gabriele. Allora, nelle qualifiche sono arrivato terzo, poi nella prima manche in partenza ho superato a Pistida, sono arrivato secondo e poi seconda manche ho fatto terzo. Giuseppe Selusi ha corso nella 60 mini, oggi una bella gara, vero? Sì, in qualifica ha fatto il miglior tempo con un bel distacco dal secondo, poi in prefinale ho fatto una bella partenza allargando un po' al secondo, è andato tutto bene e sono arrivato terzo. In finale sono partito lo stesso bene e sono arrivato senza problemi. A fianco troviamo il papà, Raffaele. Raffaele, tu oggi è andata meglio invece? Beh no, io da vecchietto sono andato un po' a fare la gara con i giovanotti, sono arrivato primo di categoria, però terzo assoluto in gara 1 e quarto assoluto in gara 2. Giuseppe Carta ha corso nella 60 mini arrivando quarto. Giuseppe, la tua gara oggi? Beh, non è andata molto bene perché le gomme anteriori scivolavano molto, quindi non sono riuscita a fare un buon tempo nelle qualifiche, quindi sono partito quarto. In gara 1 non avevo fatto una buona partenza, quindi sono arrivato quarto. In gara 2 in partenza ho superato a 1 a superare a Forest, però poi non ce l'ho fatta e allora sono arrivata quarta. Oggi a Villanova Franca con Giorgio Basoli, vincitore assoluto di gara, nonché vincitore assoluto della classe esordienti di questo trofeo 2015. Giorgio, la tua gara di oggi? Allora, nelle prove libere sono andato bene. In qualifica siamo andati un po' malino, però mi sono qualificato prima, ho fatto un buon tempo. Nella prima gara sono partito bene, ho fatto una buona gara e sono arrivato primo. Nella seconda sono partito bene, ho fatto una buona gara e sono arrivato primo. Con Marina Senes, vincitrice della KF3 oggi qui a Villanova Franca. Marina, la tua gara? Allora, oggi è andata abbastanza bene. In qualifica ho fatto il quarto tempo assoluto, prima di categoria anche perché ero da sola, poi in gara 1 sono arrivata prima assoluta e in gara 2 ho fatto tutta la gara in prima posizione ed è finita sempre in prima. Ed ecco Nea Fanni, com'è andata Nea? Allora, la gara 1 è andata... In che classe hai corso? 100 junior. Perfetto. Gara 1 è andata male perché al secondo giro sono uscito fuori perché stavo puntando un sorpasso e perché inchiodato. In gara 2 è andata bene, piuttosto bene, solo che alla partenza mi hanno lasciato, quindi sono partito con un po' di svantaggio. Giovanni Pinna ha corso nella 125 KZ Under. Giovanni, dalla coppa che ho visto hai vinto anche. Sì, ho vinto il campionato del trofeo di Gricerio della categoria KZ Under. Oggi è andato un po' male, però con i punti abbiamo recuperato e quindi... Che è successo in gara oggi? In gara è successo che un contatto con un altro avversario, purtroppo all'ultimo giro mi hanno buttato fuori, quindi ci è andato un po' male. In gara 2 invece siamo partiti ultimi, abbiamo fatto quarto di classe e è andata bene. Cristian Leone qui a Villanova Franca, 125 KZ Over. Mi sembra un secondo posto assoluto, vero? Secondo assoluto. Come mai solo secondo? Abbiamo avuto problemi in gara 1 col telaio, con i freni soprattutto e con urti in gara. Alla prima curva mi hanno buttato fuori, rientrato in pista, qualche sorpasso l'abbiamo fatto e siamo arrivati quinti. Così è andato.